Allora, parliamo anche di un ricorso pilota, che è molto importante. Sì, la sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto praticamente che il blocco della rivalutazione delle pensioni relativamente agli anni 2012-2013 provocato dalla legge Monti-Fornero era incostituzionale. Allora i pensionati che hanno le pensioni che nel 2012 avevano le pensioni superiori a 1.400 euro mensili lordi circa, hanno avuto il riconoscimento del fatto che avergli bloccato la rivalutazione insomma non era una cosa da fare. Questi pensionati ad agosto hanno ricevuto una parte di quello che gli sarebbe spettato, perché il governo esatto, ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale, ma non gli ha dato quello che gli avrebbe dovuto dare secondo quella che era la normativa, che è la normativa vigente, ma soltanto una parte. Allora cosa abbiamo deciso di fare? Siccome questo lo riteniamo molto ingiusto, perché gli è stata data di media un rimborso irrisorio, diciamo, no? Che è un rimborso che poi si rifà anche sulla pensione. In pratica i soldi che hanno perso, la gran parte dei soldi che hanno perso per il blocco della rivalutazione in quei 2 anni, poi se la portano dietro per tutta la vita pensionistica, perché sono soldi che hanno perso e che perderanno sempre. Ogni anno li perdono perché non fanno più parte della base della loro pensione. Allora noi abbiamo deciso di fare un ricorso, di ricorrere contro il provvedimento del governo, il decreto legge 65 che è stato poi convertito con la legge 109 in legge, e abbiamo deciso di assumere come INCA, il patronato INCA e SPI CGIL Veneto, abbiamo deciso di patrocinare alcuni ricorsi pilota, perché per ottenere una nuova sentenza il problema è questo: noi come possiamo far avere per intero i soldi ai pensionati che non li hanno avuti? Le possiamo ottenere soltanto ottenendo una nuova pronuncia della Corte Costituzionale che dica che è incostituzionale il decreto legge fatto dal governo. Allora per fare questo non servono migliaia di ricorsi, non serve che tutti i pensionati coinvolti in questo blocco facciano ricorso, ne bastano 2 o 3 proprio mirati. Noi abbiamo studiato molto a fondo la vicenda assieme al collegio dei legali dell'INCA e abbiamo deciso proprio di fare questi ricorsi, li abbiamo chiamati ricorsi pilota, per avere una nuova pronuncia della consulta. In caso di pronuncia favorevole della Corte Costituzionale, il beneficio viene esteso a tutti i pensionati, quindi viene esteso a tutti. Ne vale la pena, insomma. Però c'è un problema che incombe sulla testa dei nostri pensionati ed è la prescrizione. Cosa significa questo? Dal 1° gennaio del 2012, da quando è scattata la mancata rivalutazione, ci sono 5 anni di tempo, no? Perché per avere, in caso di esito favorevole della consulta, per avere tutti gli arretrati che spettano. E siccome, viste le lungaggini purtroppo della giustizia in Italia, pensiamo che si possa sforare tale termine. Ma non è che un ricorso sospende la prescrizione? No, il ricorso non la sospende, perché la sospenderebbe se fosse fatto da tutti i pensionati, ma noi pensiamo che un ricorso costa migliaia, sì, insomma costa parecchie centinaia di euro, ecco. E quindi siccome proprio per questo abbiamo detto non diciamo a tutti i pensionati fate ricorso tramite un avvocato, perché veramente sarebbe un costo elevato. Abbiamo deciso, e anche perché visto che l'obiettivo che noi vogliamo ottenere lo possiamo ottenere anche con alcuni ricorsi pilota, però a tutti i pensionati coinvolti noi diciamo di interrompere i tempi della prescrizione. C'è tempo per fare questa interruzione fino al 31 dicembre del 2016. Come? Quindi non è una cosa nell'immediato, si può fare con tranquillità. Come? Bisogna mandare una raccomandata all'INPS presso le nostre sedi, quindi le sedi dello SPI CGIL, possono venire i pensionati,
noi abbiamo il facsimile della domanda da inoltrare all'INPS, li possiamo aiutare anche nella compilazione, dopo sarà cura di ogni pensionato o di ogni pensionata spedire la raccomandata con ricevuta di ritorno, e questo fa fede proprio in caso di sentenza favorevole della Corte Costituzionale per ottenere per intero gli arretrati spettanti. Quindi diciamo che questa raccomandata, quanto costa una raccomandata? Mamma mia, mi trovo impreparata. C'era 5 euro. 5 euro, sì, no? Sempre quello, non penso che sia sotto dei 5 euro dovrebbe essere. Forse ne vale la pena. No, ne vale sicuramente la pena. Interrompere i tempi della prescrizione. Nel frattempo pensiamo che il ricorso possa essere dal giudice cioè quando si fa un'azione penale, no, il giudice può non dare il proprio parere, quindi rimandare il quesito alla Corte Costituzionale. Questo è il nostro obiettivo, che venga rimandato il quesito alla Corte Costituzionale. Il collegio dei legali dell'Inca, quello nazionale tra l'altro, che ha studiato a fondo la vicenda quest'estate, proprio in seguito poi sia al decreto che alla legge, dice che ci sono, come tutte le cose, non dà un parere, come posso dire, scientifico al 100% sul fatto che questi provvedimenti sono sicuramente incostituzionali, però dice che è altamente, insomma, come posso dire, pensabile che la Corte li giudichi incostituzionali. L'inviare la raccomandata avrebbe delle controindicazioni qualora si perdesse il ricorso, oppure cade nel nulla? No, assolutamente quindi vale la pena cade farla. nel nulla. Ma certamente. In tutte le sedi dello SPI-CGIL si può trovare intanto un'informativa dove c'è scritto in maniera molto più ampia quello che vi ho appena detto in riassunto, e anche il facsimile della lettera da inviare all'INPS. Perfetto, chiarissimo. Voi continuate con la vostra azione, vedremo quello che succederà, quindi vi riavremo ospiti, speriamo in senso positivo. Certo. Io ringrazio anche Maria Pestarello, ringrazio la nostra ospite dell'Inca, voi di averci seguito. Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, avete avuto delle indicazioni di massima, quindi ricordatevi di non star fermi là ad aspettare, ma dove si può fare è meglio muoversi per tempo, e naturalmente rivolgersi alle sedi dello SPI-CGIL del Veneto, che sono sedi presenti ovunque, oppure dell'Inca se c'è da svolgere qualche pratica che necessita l'aiuto di una persona competente, approfittarne finché questo non è a pagamento, perché non si sa mai quello che può succedere, assolutamente. E poi la raccomandata, come diceva Maria Pestarello, è importantissimo farla per sospendere la prescrizione qualora un domani si vincesse questo ricorso e quindi si potessero ottenere i soldini di rivalutazione della propria pensione dal 2011 ad oggi. Quindi del 2012-2013. Sono sempre soldi, poi, insomma, non è male. Grazie ancora, buon proseguimento, noi ci vediamo presto.